non Calderaro Tonello a seguire e chiudere. Ancora finale, ancora veloce, 50 stile libero, ragazzi, 98-99. In prima corsia Alessandro Posa, Antares Castelfranco. Corsia 2 Leonardo Bardin, Unione Sportiva Idros. In corsia 3 è stato medaglia di bronzo proprio in questa gara agli ultimi campionati italiani giovanili Andrea Testolin, Leo Sport. In quarta corsia, autore del miglior tempo delle qualificazioni, Giulio Poscaro, Plentin Veneto. In corsia 5, il vice campione italiano giovanile in carica dei 100 farfalla, Cristian Sperandio, Rana Azzurra. Corsia 6, Nicolò Trabacchin, Sporting Club Noale. Corsia 7, Gianluca De Caro, San Vito Nuoto. Corsia 8, Enrico Costantini, Piave Nuoto. Giulio Poscaro 24,20 questa mattina a soli 2 centesimi dal primato del meeting di Andrea Pegoraro, 24,18, e dunque una gara particolarmente sentita. Attenzione a Cristian Sperandio, ieri vincitore della farfalla con primato del meeting, di forza avanti a tutti con una frequenza di bracciata decisissima. Cristian Sperandio 23,44 per la vittoria e si balla con i pinguini che annunciano il nuovo primato della manifestazione, il secondo per lui in questo evento. Giulio Poscaro poi l'argento 23,95, anche lui sotto il vecchio primato di Pegoraro. Andrea Testolin